Senza filtri né censura. La tua radio. In collaborazione con il gruppo della Lega alla Camera e con la nostra rubrica Qui Parlamento, oggi dedicata direi a un paio di argomenti, anche se originariamente l'argomento era uno. Intanto io do il benvenuto, l'ho annunciato prima, a Nicola Ottaviani, avvocato, deputato, segretario della Commissione Bilancio, Tesoro e Programmazione della Camera e già sindaco di Frosinone. Buongiorno onorevole Ottaviani, grazie. Buongiorno a voi e a tutti i radioascoltatori. Allora, abbiamo letto le sue considerazioni, tra le altre cose, e qui c'è il primo argomento, differente da quello di cui poi parleremo più dettagliatamente, che è un provvedimento di cui si sta occupando, mi sembra, l'Aula della Camera, no? Cioè il decreto relativo alle misure urgenti di carattere fiscale ed altri interventi di carattere economico, che la Camera sta... Ecco, esatto, l'omnibus, volgarmente conosciuto come il decreto omnibus. E ne parleremo dopo, però in realtà stamattina in rassegna stampa abbiamo letto sul Tempo di Roma anche le sue osservazioni su un caso che mi sembra tutto sommato ancora politicamente molto sottovalutato e che riguarda però sempre di più la Lega. Mi riferisco al caso cosiddetto del dossieraggio o verminaio o spioni che dir si voglia, su cui sta indagando la Procura di Perugia, i cui atti corposi, più di 10.000 pagine se non erro, sono stati depositati in commissione antimafia in Parlamento. No? Il Parlamento, immagino i parlamentari, i componenti della commissione stiano iniziando a esaminarli. Quello che però mano a mano viene fuori è che la Lega era molto nel mirino di questi spioni o presunti spioni, perché per il momento, come lei ha sottolineato, siamo addirittura ancora in fase di indagine non conclusa, no? Anzi, lei ha sottolineato da avvocato un elemento che però politicamente è rilevante, che Melillo e Cantone, cioè il nuovo procuratore antimafia Melillo e il procuratore di Perugia Cantone, che è la procura che sta conducendo queste indagini, hanno deciso di farsi ascoltare, hanno sentito il bisogno di farsi ascoltare dall'antimafia all'interno di un procedimento che era ancora in pieno svolgimento, cioè non era ancora chiusa la fase delle indagini preliminari. Questo significa che siamo ben oltre i confini della vicenda giudiziaria, no? È qualcosa di molto più rilevante. Allora, le lascio subito il commento perché questa cosa qui è, non so se lei è d'accordo, onorevole Ottaviani, ma è ampiamente sottovalutata. Ma io sono d'accordo con quello che lei dice e purtroppo dico che ancora una volta noi come centrodestra alcune volte per un eccessivo garantismo o per un eccessivo buonismo forse evitiamo di andare fino in fondo rispetto a delle situazioni che a parti invertite avrebbero bloccato il paese, perché quello che è avvenuto è di una gravità inusitata, non soltanto sotto il punto di vista del merito finale, ma possiamo dire in ordine anche a quelli che sono i prolegomeni, se li vogliamo così definire, dell'accertamento. Perché in questa vicenda due figure istituzionali di massimo rilievo e ai massimi livelli del nostro sistema giudiziario, stiamo parlando del procuratore nazionale antimafia, quindi del dottor Melillo, e stiamo parlando del dottor Cantone, che è il procuratore della Repubblica di Perugia, titolari di fatto dell'indagine, del fascicolo investigativo. Ancor prima che si chiudano le indagini, non è che vengono chiamati dalla Commissione antimafia, cioè non è che la politica dice a loro, magari il centrodestra, dice loro, scusate, ma c'è qualche cosa che bolle in pentola, al di là adesso di quelle che sono state le dichiarazioni rilasciate anche sulla stampa, sul fatto che si sia fatto ascoltare o meno anche un ministro in tutta questa vicenda, sappiamo a chi ci stiamo riferendo, e guardate che vi vorremmo ascoltare. No, sono loro stessi, quindi sono Melillo e Cantone, che chiedono di essere ascoltati non dalla Commissione Affari Generali, non dalla Commissione all'Industria e neppure dalla Commissione a Sport e Spettacolo dell'ultimo comune certo. della nostra meravigliosa penisola. No, chiedono di essere ascoltati dall'antimafia, Commissione antimafia, quindi da un organo parlamentare. No, ma tra l'altro lei, non voglio interromperla, ma questa cosa qui è stata veramente sottovalutata, anche questo aspetto. No, ma guardi, allora, ma due personalità dell'esperienza e dello spessore, diciamo, di Cantone e Melillo, e due istituzioni, quali quelle che loro rappresentano, chiedono di andare in commissione antimafia. Un cretino qualunque si domanda, un motivo ci sarà.
Oh, non solo, ma le aggiungo anche altro. Le aggiungo, e questo mi permetta di dirlo anche per l'attività che svolgiamo in giro per l'Italia, occupandoci di processi penali, ma sia per quanto riguarda gli imputati spesso, ma anche per le parti civili, quindi abbiamo la doppia visione del processo. Tutto questo avviene quando ancora non c'è la chiusura delle indagini preliminari e quindi Melillo e Cantone sanno che possono dire determinate cose, non possono andare oltre perché gli atti sono ancora in corso, atti investigativi, e le loro dichiarazioni in qualche modo teoricamente potrebbero compromettere, se fossero state dichiarazioni a 360 gradi senza saltare nulla, anche l'esito delle stesse indagini preliminari. Allora questa valutazione purtroppo le dico che non è stata fatta. Gli organi di stampa, che spesso sono orientati in modo strabico a sinistra, si guardano bene, anche quelli specialistici sulla materia giudiziaria, no? Non sto qua a rappresentare le testate, ma ci capiamo bene, quelli che hanno intere redazioni che si occupano di cronaca giudiziaria e che sono esperte di diritto penale quasi quanto gli avvocati, anzi hanno maggiore tranquillità per trattare determinate materie. Che cosa avviene? Tutta questa situazione passa in secondo piano. Perché si fanno ascoltare? Perché ritengono che quindi non era in discussione semplicemente una vicenda giudiziaria, ma una vicenda che stava minando e sta continuando alla base la possibilità dell'applicazione diretta del principio di democrazia all'interno delle istituzioni e della separazione dei poteri. Ecco, mi perdoni. A vedere che... Prego. No, onorevole Ottaviani, stavo ragionando mentre lei parlava anche su un altro aspetto, no? Ovvero il fatto che da un punto di vista politico-istituzionale Cantone e Melillo fanno un'operazione di una chiarezza esemplare, no? Come lei ha appena avuto modo di ragionare. Cioè loro pongono un problema politico-istituzionale di altissimo profilo, perché vanno in commissione antimafia e ci vanno da inquirenti che hanno alle spalle, diciamo, un'esperienza infinita, no? Quindi pongono un problema politico-istituzionale. Punto primo. Punto secondo, dal punto di vista squisitamente, diciamo, di indagine e giudiziario, loro chiedono l'arresto per quelli che identificano come gli spioni, e sono un loro collega, ex collega, il PM Laudati, e un alto funzionario, un alto, diciamo, rappresentante della Guardia di Finanza, no? Striano, che lavorava all'interno della procura e che, se non sbaglio, era stato elogiato dall'allora capo della procura, che adesso è un parlamentare, vicepresidente della commissione antimafia, il citato Federico Cafiero De Rao. Allora mi sembra che ce ne sia abbastanza per far saltare un paese qua, normale, non l'Italia però. Perché, direttore, il problema di fondo è che una vicenda del genere è, con tutto il rispetto per il Brasile e l'Argentina, è da Sud America. Probabilmente non è neppure da Sud America che su alcune tematiche relative al rispetto della democrazia rischiano di essere più avanti rispetto all'Italia, è da paese dell'entroterra africano, con tutto il rispetto anche per Zambia e quant'altro. Quindi questo che cosa significa? Che noi, e lo dico, guardi, senza tema di smentite, noi di centrodestra non stiamo facendo tutto quello che dovremmo fare, non soltanto per difendere quelli che sono i principi del centrodestra e quelli che sono anche i profili delle prerogative dei nostri parlamentari, dei nostri amministratori, della gente che fa riferimento al centrodestra, ma non stiamo difendendo adeguatamente quella che è la democrazia, perché il ministro Salvini ha detto una cosa ben chiara 3 giorni fa, che sembra che sia caduta anche questa nel dimenticatoio dopo alcune ore. Qui ci vuole una commissione parlamentare ad hoc, cioè qui si deve convocare una verifica di quelli che sono i principi di violazione della democrazia e delle regole democratiche attraverso lo strumento dei reati, perché se non si fa questo, allora significa, guardate, che stiamo occupando il nostro tempo in vano. Allora, mi faccia fare 2 osservazioni, onorevole Ottaviani, perché lei ha questo pregio della schiettezza, no? E della chiarezza nell'argomentare, che non è una cosa tanto comune, lo dico dopo tanti anni di parole spese in radio. Allora, lei ha toccato dei temi essenziali. Sulla questione del perché il centrodestra sia apparentemente così tiepido, io vorrei tornarci sopra alla luce di un'ipotesi che non so se definire maligna o fondata, me lo dirà lei dal suo punto di vista, ma c'è un altro aspetto, che di solito queste indagini sono accompagnate da un profluvio di fuoriuscite di intercettazioni, carte e via dicendo.
Questa volta non è uscito quasi nulla praticamente, o con moltissima fatica. Ieri il Tempo parlava del dossier sui 49 milioni della Lega, ma non si è nemmeno ben capito a che proposito questi facessero raccolta di dati relativi a questa vicenda. Quindi diciamo c'è una fuoriuscita di intercettazioni, di notizie, eccetera, che è pari a zero. Chissà come mai, io me lo domando, lei si è fatta un'opinione su questo? Secondo punto, perché il centrodestra sembra così tiepido, diciamo? Non è che sia semplicemente ricattabile in larga parte del suo ceto dirigente? Ma guardi, più che questa seconda ipotesi, ricattabilità o meno, io ho un'altra dimensione. Ecco, noi siamo estremamente occupati, ci mancherebbe, e questa è la seconda parte della nostra chiacchierata mattutina, siamo occupati sempre su tematiche concrete sotto il punto di vista economico, finanziario, sul potere di acquisto dei salari, su quello che è il profilo del limite pensionabile o meno, su tutto quello che riguarda anche flat tax, su tutto quello che attiene al paese reale. Non siamo però dell'avviso, spesso sbagliando, che anche questo sia paese reale, perché se parliamo di economia, se parliamo di libertà civili, individuali e soprattutto economiche, e non ci poniamo i problemi della garanzia dell'esercizio di qualsiasi forma di libertà, perché di questo stiamo parlando, e rischiamo di fare come quell'operaio che lavora 23 ore al giorno su 24, in modo però sterile, e non si rende conto che chi sta a fianco a lui lavora 4 ore ma con maggiore efficienza e porta a casa risultati migliori. Quindi ritengo che ci sia una distrazione forse fisiologica. No, guardi, viene da dire semplicemente che se questa roba qui avesse riguardato Ellis Line e il PD, te le immagini cosa sarebbe successo? Noi avremmo avuto un paese a ferro e fuoco, noi avremmo avuto la paralisi totale, credo, delle istituzioni, perché prima sarebbe stato necessario capire due cose. Innanzitutto fino a dove si è spinto questo sistema parallelo rispetto allo Stato, perché là c'era tutto, c'era una condivisione più o meno latente di una parte di ambienti giudiziari, per non dire un input vero e proprio, c'erano ambienti imprenditoriali che finanziavano tutto questo meccanismo, e questa è un'altra interessante valutazione da fare, ma dovremmo farne di puntate a gogo su questa vicenda, perché tutto questo meccanismo è costato e non credo che sia avvenuto per mero volontariato, quindi qualcuno l'ha finanziato e dovremmo capire cui protesta anche sotto il punto di vista economico-finanziario. E poi c'è anche la questione di capire perché, come dice lei giustamente, tutto il mondo, tutta come quando si giocano le partite, quelle della nazionale contro il resto del mondo, no? Allora, tutto il resto del mondo, perché in questo momento non fa le verifiche, il mondo giornalistico, mi sto riferendo a quello, che avrebbe fatto su vicende meno importanti, e forse perché lì c'è un profilo di ricatti incrociati, di veti incrociati, della serie: guardate cari giornalisti, non andate fino in fondo su questa vicenda, perché noi ne potremmo tirare fuori delle altre che eventualmente paralecite, non voglio dire illecite, hanno riguardato anche le vostre relazioni, i vostri quotidiani. Ecco, mi faccio fare la persona che nutre dei dubbi sulla lealtà a 360 gradi che in questo momento si sta approfondendo da parte degli attori di questa vicenda. Allora, io auspico che questa cosa qui poi venga discussa profondamente come merita, perché siamo davanti a uno scandalo incredibile, ma sotto traccia, in sordina, in un modo francamente impressionante per un cittadino comune, no? Io non mi capacito di questa cosa qua, come non se ne capacita lei, mi par di capire. E comunque, parliamo dell'altro. Passiamo al secondo argomento. Allora, io mi sono scaricato doviziosamente il dossier sul decreto Omnibus dal servizio studi del Senato e della Camera, e ho lasciato perdere tutto perché mi deve spiegare lei cosa c'è dentro, perché se mi metto a leggere articolo per articolo non ci capisco più nulla, e mi domando come fate a capirci qualcosa voi parlamentari. È il vostro lavoro, per carità, però c'è dentro veramente di tutto, no? È un omnibus veramente. Di Diciamo rilevante questo. cosa c'è? Estraiamo il succo dall'omnibus. Esatto. Allora, questo omnibus è una sorta di cassetto, il cassetto della massaia all'interno del quale va a finire tutto, ricordi, ricordini, cose più o meno importanti. Bisogna selezionare quelle che davvero servono nell'immediato o meno, e poi è un modo come un altro per mettere insieme tutto quello che durante il corso dell'anno, dell'esercizio precedente, non è stato ulteriormente approfondito, insieme a delle nuove priorità che possono essere generate strada facendo. Allora,
al netto di una serie di misure che possono riguardare il settore del turismo, che è stato toccato per alcuni elementi specifici, il settore della pubblica amministrazione, o anche i poteri particolari che vengono conferiti al commissario straordinario per quanto riguarda le emergenze sullo smaltimento dei rifiuti in Sicilia. Diciamo che la parte grossa, importante di questo decreto riguarda due temi a noi cari come centrodestra e come Lega. Il secondo è quello relativo a quello che è stato definito il bonus natalizio. Ieri in aula qualcuno del 5 Stelle ha detto il bonus Babbo Natale. Probabilmente loro vivono di agio, vivono in modo da lusso sfrenato, ma per una famiglia media avere 100-120 euro in più in busta paga con la 13ª del Natale, insieme agli altri 100 euro in più che si hanno grazie all'abbattimento del cuneo fiscale da parte del centrodestra, è un sorriso in più. Non cambia la vita, siamo i primi a dirlo, ma è un sorriso in più che in certi momenti di tristezza può anche non guastare. L'altra questione, che è la prima, quella più rilevante sulla quale noi ci siamo battuti per andare avanti, riguarda invece la possibilità non di applicare, come è stato definito da qualcuno anche ieri, l'ennesimo condono all'interno dei rapporti tra contribuente e Stato. No, una chiarificazione dei rapporti, per cui c'è una sorta di accordo, quindi non c'è nulla di obbligatorio. Lo Stato dice: per i redditi che vanno dal 2018 al 2022, se ti sei reso conto di non aver denunciato il tutto, fermo restando che poi anche girarti i pollici non ci sono problemi, è possibile un ravvedimento operoso pagando una percentuale rispetto a quello che è il reddito da te dichiarato, dinanzi a quella che dovrebbe essere una presunzione di incasso che dipende da studi di settori, da indici di carattere economico-finanziario che vengono sviluppati per ogni singola attività per capire qual è il margine di profitto di ogni singola attività. Questo significa ripristinare un'ulteriore tranquillità, perché tanto chi non vuole pagare, guardi che non paga neppure con l'accordo, cioè chi non vuole pagare perché vuole evadere, ma non presenta neppure la dichiarazione dei redditi, abbiamo già detto in aula. Quindi qui ci stiamo riferendo a quelli che sono dei contribuenti che in modo incolpevole, per far fronte ad esigenze, ricordiamo il periodo del 2018-2022, quindi all'interno anche della fase più critica del Covid, non hanno potuto adempiere a quelle che erano le normali obbligazioni di carattere tributario. Questo significa ripristinare tranquillità nei rapporti tra Stato e contribuente, significa guardare avanti, perché se nel corso dell'ultimo anno ci sono stati incrementi di introiti sulle imposte che sfiorano il 10,3%, significa che il centrodestra è riuscito a far capire al contribuente che deve adempiere alle obbligazioni tributarie. Se c'è qualche problema non deve fare il furbo, se ne riparla, ci si mette attorno a un tavolo, e come avviene in buona parte dei paesi occidentali, quelli in più, quel quid pluris, è giusto che poi venga prestato. Onorevole Ottaviani, io adesso la lascio andare, naturalmente lei ha una giornata di impegni parlamentari, ma le voglio chiedere due cose rapidamente, approfitto della sua competenza e della sua cortesia. La prima riguarda proprio il discorso fisco in relazione a un tema del quale avevamo già parlato quest'estate con lei nella rubrica del Qui Parlamento, vale a dire il federalismo fiscale. Ora si sta giocando una partita, tutti la stiamo seguendo, quella sull'autonomia regionale. Non voglio entrare nel dettaglio, ma faccio un'osservazione di principio e di carattere generale su un punto, perché lei ha parlato prima appunto di condono, no? L'accusa che fanno le opposizioni. Concordato, accusato infatti, di condono. È accusato di condono, ha spiegato perché non lo è. Ma il problema generale è che io da cittadino attendo ancora una riforma fiscale che sia in grado di cambiarmi la vita veramente. Non pannicelli caldi, una riforma fiscale seria, in base alla quale lei è stato sindaco, io possa pagare le tasse in primo luogo al mio sindaco, e qui sfioriamo il tema federalismo, autonomia. Il mio sindaco o il mio presidente di quella che era la provincia o i livelli di governo a me più vicini mi danno i servizi essenziali, quelli quotidiani, dalla sanità alla scuola, tutto il resto. E lo Stato lo pago solo per i servizi di carattere generale più importanti, la giustizia, la sicurezza e via dicendo. Ora, arriveremo a un modello così o è un sogno assolutamente irrealizzabile? Punto primo. Il che comporterebbe probabilmente anche un abbassamento delle tasse, delle complicazioni burocratiche,
una facoltà di controllare anche il cittadino, quindi colui che paga le tasse, in maniera più umana, più logica, senza ricorrere a quelle astrusità mostruose dell'Agenzia delle Entrate, che se non paghi una rata e non te l'ha detto, poi dopo 5 anni, non lo so quanto, ti viene a far pagare 10 volte quello che hai pagato, che non hai pagato perché ti sei dimenticato o anche perché semplicemente la banca non ha fatto il suo dovere. Cioè, tutto si semplificherebbe, forse sarebbe un passo in quella direzione. Ci arriviamo lì o non ci arriviamo? La seconda, lei è segretario della Commissione Bilancio, mi permette una battuta. Su questi temi si è speso molto il suo collega Gusmeroli, no? Allora, noi abbiamo assistito a una cosa molto curiosa. Abbiamo cambiato per forza Dobbiamo gestori. sintetizzare perché sto per entrare in aula. Altrimenti Allora, non sintetizzo proprio, ci hanno costretto a cambiare il gestore dell'elettricità e del gas perché hanno parlato di libero mercato. Io non ho capito dov'è il libero mercato. Risultato, la mia nuova bolletta col mio nuovo gestore è il doppio di quella che pagavo prima, per la mia stessa casa di prima e per gli stessi consumi. Com'è che la mettiamo col libero mercato? Ecco, allora lei ha toccato temi per i quali sarebbe necessario sviluppare Lo so, purtroppo. amabili in trasmissione. Il primo è quello relativo al federalismo fiscale. Noi siamo sempre più convinti, non solo come Lega ma come centrodestra, che dare ad ognuno la massima responsabilità di quella che è l'amministrazione del tributo, ecco, significherebbe, io l'ho lanciata come battuta, ma non è una battuta, dovrebbe essere una cosa molto interessante, avere la tracciabilità del tributo. Si ricorda, per tanti anni si è parlato anche a proposito della tracciabilità del contante, no? Perché girava troppo contante per il paese. Allora facciamo la tracciabilità del tributo. Cioè, io voglio sapere, l'F24 l'ho versato questa mattina, dove è andato a finire rispetto alla gestione dell'amministratore pubblico, del dirigente pubblico, per quanto riguarda quel determinato appalto per la costruzione di un edificio pubblico o meno. Cioè, capire come vengono amministrati i denari significa dare maggior senso di responsabilità non soltanto a chi li amministra, ma anche a chi li versa, perché se c'è una visibilità di quello che è il sacrificio, guardi che il paese diventa molto più responsabile. Per quanto riguarda la questione relativa alla liberalizzazione energetica, noi l'avevamo detto come centrodestra che questa cosa, soprattutto noi come Lega, non sarebbe stata foriera di un abbassamento delle bollette. C'è stato risposto no, vedrete. Ma non lo chiamassero libero mercato, cioè io mi sono trovato ma non solo, ma c'è stato risposto da parte di qualche economista, probabilmente strabico verso qualche grande gestore di questo mercato, c'è stato risposto da parte di qualche economista, vedrete che nel medio e lungo periodo i consumi rimarranno tali e aumenteranno, ma sicuramente le bollette, grazie a questa sorta di libero mercato, andranno a scendere. Il problema è che noi non è che potremmo vivere un'altra vita fra 30 anni o 40 anni. La nostra vita è quella del quotidiano, a noi serviva uno strumento per abbattere quello che era il costo energetico. La sinistra che iniziò questo percorso dall'Europa per portarlo fino in Italia è riuscita anche a utilizzare lo pseudo libero mercato per restringere le libertà economiche delle nostre famiglie. Grazie onorevole Ottaviani, mi scusi, ho abusato del tempo, siamo andati ben oltre il pattuito, me ne rendo conto, ma avremo modo di riprendere questi temi. Buon lavoro a Nicola Ottaviani. Buona giornata a voi tutti. Grazie ancora. Allora, esatto, verrebbe da dire esatto, ho sbagliato io, qua ci vuole il jingle di chiusura, bisogna essere precisi, teutonici, come ci insegna il nostro amico Giardina da Berlino. Intanto non facciamo troppo in tempo ad affastellare altra roba, però, vediamo se qualcuno ha scritto qualcosa di interessante via WhatsApp. Intanto stasera potete ascoltare a Zoom con Antonino Danna, Fiammetta Martegani, che parla del dopo attacco iraniano, antisemitismo e futuro di Israele da Tel Aviv, una collega giornalista e scrittrice di Avvenire, scrive su Avvenire, che abbiamo sentito diverse volte, che ha un approccio molto molto empirico alla questione israeliana, vive in Israele, è sposata a un cittadino israeliano, ha figli lì, lavora lì, è cittadina israeliana. L'Italia ha un sistema mafioso al soldo di paesi stranieri. Nessuna meraviglia dopo 35 anni che la Lega e il Nord non devono andare al potere democraticamente. Questo è un messaggio che ci ha mandato un ascoltatore al 340 6709 659. Si stanno dicendo cose sacrosante, non siamo uno Stato sovrano, scrive Mauro, ma uno Stato mafioso. La stessa cosa con Mani Pulite, si sono fermati davanti al PC.
Grazie Radio Libertà per la vostra informazione libera anche qui a Zonzo a Creta, qui sole e caldo, cioè pensate alla meraviglia della radio e attraverso credo la app in questo caso c'è un signore che sta al sole e al caldo di Creta nella meravigliosa, stupenda, fantastica, eccezionale isola di Creta e ci ascolta e ci ringrazia per l'informazione libera. È una meraviglia questa roba qua. Dario, altre due notizie come quella di Microsoft sulla denatalità e sei pronto anche tu per fuori dal coso. Auguri e buona giornata. Fuori dal coso o fuori dal coro? Credo fuori dal coro, ma non ho capito bene il nesso per mia deficienza con la I. Non pensavo mai più nella mia vita di tifare per la Cina, scrive un'altra ascoltatrice, sempre via WhatsApp, una carissima Edda, mentre ci sono meno italiani che lavorano causa calo demografico, Fabrizio da Sabio Chiese, e l'intelligenza artificiale svolgerà lavori e mansioni al posto degli italiani mancanti. Io l'ho capita così. Ecco, questa è un'interpretazione credo giusta. Cioè, solo che loro non volevano dire così, volevano vendercela come quelli di Microsoft, come una roba buona. Cioè, l'intelligenza artificiale e la sua sempre più massiccia applicazione potranno ovviare al problema demografico, probabilmente nel senso che dice Fabrizio. Ci saranno meno persone causa calo demografico e l'intelligenza artificiale farà lavori e mansioni al posto degli italiani e anche non italiani mancanti. Audio messaggio a nostro rischio e pericolo dalla 8.35 a 8.36 lo ascoltiamo senza nessuna censura come da motto di questa gloriosa emittente radiofonica, cioè noi. Caro Giulio, una volta come gli diceva Dante, ai serve Italia di Dolore Ostello, non donna di provincia. Oggi la provincia gli è tutto un bordello. Oh, poveri noi. Ciao, è Giulio. Il nostro amico Vito da Matera, l'ho riconosciuto dalla voce. Allora, qui a Pavia piove di brutto, anche se non ne abbiamo bisogno. Vuoi vedere che è colpa di Salvini, scrive Mario, ma sti giornali non hanno proprio niente da scrivere. Sentita la rassegna di oggi, suggerisco, scrive Carlo, qua lo mettiamo subito in pista. Francesco, cerca il chiodo degli Schiantos. Suggerisco la canzone capolavoro degli Schiantos, Il chiodo, che noi prontamente andiamo a mettere in onda, dopodiché sarà il turno di Liberamente, la rubrica del direttore responsabile Giovanni Sallusti, e credo che ci sia anche il della settimana con Vittorio Feltri, sempre Giovanni Sallusti in studio. A seguire ancora il Bamba di Vittorio Feltri e noi ogni tanto ci giochiamo dentro e facciamo invece il contrario del Bamba, l'intelligentone della settimana magari, dopo le 10. Comunque, buon ascolto, adesso andiamo al chiodo degli Schiantos, giusto? L'abbiamo trovato? Certo, l'abbiamo trovato, grazie a Francesco in regia, è riuscito a venire qui in canoa, perché Milano è una città acquatica e c'è molta acqua nel sottosuolo che quando arriva l'acqua dal cielo si tramuta in un'acqua unica che a galla, viene anche a galla. L'abbiamo trovata e l'ascoltiamo.